Dobbiamo riprendere un po' quella motivazione che ci aveva spinto all'inizio, quando eravamo magari, avevamo meno rappresentanti, avevamo meno sindaci, eravamo in pochi, c'erano pochi militanti. Vede un po' meno gioia in questo momento? Ma è fisiologico, logicamente negli anni ci si struttura, ci cominciano ad avere tanti amministratori, si cominciano ad avere tante responsabilità e quindi le responsabilità a volte portano anche con sé, diciamo, un po' di maggior peso, un po' di minor tempo, e questo faccio anche un mea culpa, un po' di minor tempo per andare in mezzo alla gente, e dobbiamo ripartire da lì. Gianangelo Boff indica la rotta che la Lega di Treviso deve seguire da qui al 2020, quando si terranno i congressi del partito. Amministratori e militanti sono chiamati a tornare in strada con gazebi a contatto con la gente. Intanto la nomina dei nuovi commissari è stata accompagnata da alcune polemiche scatenate su Facebook dalla presidente di CAV, la leghista Luisa Serato. Al mio partito, che invoca con forza la sublime prova democratica delle elezioni, scrive la Serato, che cosa vieta di essere conseguente convocando da subito regolati i congressi per dar finalmente voce anche ai propri militanti? In un momento in cui, fra virgolette, si è passati alla creazione di un nuovo movimento e quindi c'è una fase in cui bisognerà fare lo statuto, bisogna fare i congressi, eccetera, è fisiologico, è normale che qualche mal di pancia ci sia. E domenica in programma per il Carroccio c'è un appuntamento importante, il raduno di Pontida, che potrà diventare il termometro del clima all'interno del partito dopo la decisione di Matteo Salvini di far cadere il governo, ritrovandosi ora di fatto all'opposizione. Forse questo appuntamento di Pontida è ancora più sentito perché appunto dopo le vicissitudini governative sicuramente Salvini vorrà darci il suo messaggio, vorrà farci capire quello che forse molti di noi hanno già intuito, quali sono le reali motivazioni.